Allora, innanzitutto io non sono di Leonardo, quindi il conto di quello che dice di Leonardo dovete chiederlo appunto di Leonardo. Si auspicava lui un processo per la Premier rispetto alle posizioni, alla condotta tenuta rispetto alla politica internazionale sulla questione israelo-palestinese. Io non sono d'accordo, molto semplicemente, l'ho già avuto modo di prendere distanze da altri colleghi quando alzavano esageratamente i toni. Io mi fido delle forze dell'ordine, credo che abbiano gestito secondo quello che gli era stato indicato i momenti di tensione che ci sono stati in piazza. Aspettiamo di valutare in base alle raccomandazioni che farà eventualmente Amnesty se ci sono state delle cose non opportune, dei comportamenti non opportuni. Allo stato attuale, visti anche i video che anche i vostri operatori ci hanno consentito di visionare in diretta, io non ho alcun elemento per poter dire che le forze dell'ordine non si siano comportate come dovuto. Ho visto anche la trasmissione, un pezzo, l'ho visto il giorno dopo, della trasmissione di Ring e sinceramente sono stupito da ambe le parti perché, ecco, se mi permetto un appello che probabilmente non verrà colto di buon auspicio da nessuno dei due colleghi, ma credo che chi in quel contesto si è scontrato in quel modo dall'una e dall'altra parte, forse anche per una questione anagrafica che a loro mi accomuna, ecco, l'appello è quello che gli rivolgo, è quello di cercare di rasserenare un po' gli animi e di ricondurre la discussione a termini più pacifici, pur diversi, ma comunque più pacifici.